onda il notiziario di Radio Libertà, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Buongiorno e benvenuti al TG di Radio Libertà in collaborazione con ilsussidiario.tv. È lunedì 4 maggio 2026. Oggi in primo piano, Trump muove sullo stretto di Hormuz con il Project Freedom per riaprire i mari bloccati dall'Iran. Il presidente americano rilancia Salvini su Truth, asse conservatore tra Washington e Roma. Sul fronte interno, il bonus affitto per i genitori separati torna all'ordine del giorno con 60 milioni stanziati nel triennio. L'autonomia differenziata avanza in Parlamento con 4 regioni del nord protagoniste. Ferrovie, merci e pendolari. Il documento strategico sulla mobilità ferroviaria torna al centro del dibattito. E infine, il Senato lavora al decreto sui rimpatri volontari assistiti. Questi e molti altri temi nel giornale di oggi. Restate con noi. Trump su Hormuz. Navi, Iran e libertà dei mari. Trump muove sullo stretto di Hormuz e lancia Project Freedom, l'operazione americana per accompagnare fuori dall'area le navi bloccate e garantire la libertà di navigazione. Washington presenta l'iniziativa come un intervento difensivo e umanitario. Ci sono equipaggi, merci, imprese e paesi neutrali rimasti ostaggio della chiusura di uno dei passaggi più delicati al mondo. Teheran minaccia di considerare l'intervento una violazione del cessate il fuoco, ma la Casa Bianca tira dritto. Il CENTCOM mette in campo cacciatorpediniere, oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Il punto politico è chiaro. L'Iran prova a usare Hormuz come leva di ricatto. L'America torna a esercitare deterrenza. Per l'Europa, Italia compresa, la partita riguarda petrolio, merci, inflazione e sicurezza delle nostre imprese. Trump rilancia Salvini. Nuovo asse conservatore tra USA e Italia? Non è soltanto un rilancio social. Donald Trump ha ripubblicato su Truth l'intervista di Matteo Salvini a Breitbart, realizzata a febbraio ma tornata centrale adesso, in una fase delicata dei rapporti tra Washington, Roma ed Europa. Il segnale politico è evidente. Mentre si discute di Iran, NATO, dazi e rapporti transatlantici, Salvini torna a essere il volto italiano più riconoscibile del conservatismo. E garantire la libertà di navigazione. Washington presenta l'iniziativa come un intervento difensivo e umanitario. Ci sono equipaggi, merci, imprese e paesi neutrali rimasti ostaggio della chiusura di uno dei passaggi più delicati al mondo. Teheran minaccia di considerare l'intervento una violazione del cessate il fuoco, ma la Casa Bianca tira dritto. Il CENTCOM mette in campo cacciatorpediniere, oltre 100 velivoli e 15.000 militari. Il punto politico è chiaro. L'Iran prova a usare Hormuz come leva di ricatto. L'America torna a esercitare deterrenza. Per l'Europa, Italia compresa, la partita riguarda petrolio, merci, inflazione e sicurezza delle nostre imprese. Trump rilancia Salvini. Nuovo asse conservatore tra USA e Italia? Non è soltanto un rilancio social. Donald Trump ha ripubblicato su Truth l'intervista di Matteo Salvini a Breitbart, realizzata a febbraio ma tornata centrale adesso, in una fase delicata dei rapporti tra Washington, Roma ed Europa. Il segnale politico è evidente. Mentre si discute di Iran, NATO, dazi e rapporti transatlantici, Salvini torna a essere il volto italiano più riconoscibile del conservatorismo filo-americano. Nell'intervista, il leader della Lega ringraziava Trump per il coraggio e per le basi culturali di un progetto politico ed economico fondato su valori, identità e Occidente.
Salvini non è un inviato ufficiale di Washington, ma il messaggio resta forte. Nel centrodestra italiano, la Lega rivendica una linea atlantica, pragmatica, identitaria, capace di parlare al mondo conservatore americano. Casa ai separati. Bonus affitto per i genitori soli. Un aiuto concreto per chi dopo una separazione o un divorzio lascia la casa familiare e rischia di non avere più un tetto dove vivere e dove incontrare i figli. Matteo Salvini ha rilanciato il bonus affitto per i genitori separati. 60 milioni di euro nel triennio dal 2026 al 2028, con un contributo ipotizzato tra 400 e 500 euro al mese per un anno. La platea stimata è di circa 15.000 genitori. Il punto non è distribuire l'ennesimo bonus indistinto, ma intervenire su una fragilità reale. Padri e madri che sostengono mutui, affitti e spese familiari, restando fuori dal mercato della casa. Mancano ancora decreto attuativo e requisiti definitivi. La direzione politica è chiara: casa, famiglia e responsabilità. Autonomia al nord. Più poteri ai territori e alle regioni che producono. L'autonomia differenziata torna nel cuore dei lavori parlamentari. Alla Camera si discute degli schemi di intesa preliminare tra il governo e 4 regioni: Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. È uno dei dossier più identitari per la Lega. Più autonomia, più responsabilità, meno centralismo. Il tema va raccontato senza contrapporre nord e sud. Il nord produttivo chiede strumenti per correre, non privilegi. Le regioni che amministrano bene vogliono gestire meglio competenze decisive, dentro il quadro costituzionale e con maggiore responsabilità davanti ai cittadini. Chi decide deve rispondere, chi governa deve poter programmare, chi produce non può restare frenato da burocrazie lontane. Una sfida di efficienza, sussidiarietà e maturità istituzionale. Ferrovie d'Italia. Nuovo piano nazionale per merci e pendolari. Ferrovie, merci, pendolari e logistica. Il Parlamento rimette al centro il documento strategico pluriennale della mobilità ferroviaria. Non è una pratica da commissione, ma un dossier decisivo per il paese reale. Vuol dire collegare meglio porti, aeroporti, nodi logistici, aree produttive e città. Dare risposte a chi viaggia ogni giorno per lavoro e a chi deve spostare merci in modo competitivo. Meno ideologia anti-opere, più cantieri e collegamenti che funzionano. La transizione non può essere solo slogan green. Deve diventare infrastruttura, servizio, puntualità, capacità industriale. Reti moderne, territori collegati, economia che si muove. Rimpatri sicuri. Regole chiare per chi non ha diritto a restare in Italia. Sicurezza e immigrazione. Il Senato lavora al decreto sui rimpatri volontari assistiti. Uno Stato serio deve governare i flussi, distinguere chi ha diritto a restare da chi non lo ha e rendere credibile il sistema dei rimpatri. Accoglienza e legalità non possono vivere separate. Senza regole chiare, a pagare sono i cittadini, i territori e anche gli immigrati regolari. Il decreto si inserisce in un'agenda più ampia di sicurezza, cooperazione e tutela dell'ordine pubblico. La linea è quella della fermezza responsabile, procedure ordinate, tempi certi, credibilità dello Stato. Perché la solidarietà funziona solo se è accompagnata da confini, doveri e rispetto delle leggi. Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, presenta gli approfondimenti di oggi. Europa dei tecnici. Il voto popolare non si corregge. Sul sussidiario.net Stefano Bressani mette a fuoco una tentazione antica tornata d'attualità con la proposta di una Costituente UE. Quando il voto popolare non piace, una parte dell'establishment non prova a capirlo, ma sogna di correggerlo cambiando le regole. Il punto non è tecnico, è politico. In Europa crescono forze conservatrici, identitarie, sovraniste. Da Trump a Meloni, il consenso verso leader non allineati viene spesso letto come emergenza democratica, non come domanda reale dei cittadini. Bressani avverte che dietro l'idea di una nuova architettura europea può nascondersi il rafforzamento di corti, parametri e poteri tecnici lontani dai popoli.
Il tema si collega all'autonomia. Mentre i territori chiedono più responsabilità, Bruxelles sembra muoversi verso più accentramento. Il voto popolare non si corregge, si rispetta. Famiglia divisa. Figli, genitori e perizie contestate. Paola Binetti, sul sussidiario.net, torna sul caso della famiglia nel bosco con un approccio prudente ma netto. Non si tratta di cercare colpevoli, ma di chiedersi se le istituzioni stiano davvero aiutando a ricomporre il rapporto tra genitori e figli. Al centro c'è la perizia del Tribunale dei minori dell'Aquila, che parla di incapacità genitoriale e non ritiene possibile l'immediato ricongiungimento familiare. La difesa contesta quel quadro attraverso il consulente Tonino Cantelmi, che denuncia errori metodologici macroscopici e chiede valutazioni più oggettive. Si tratta di contestazioni della difesa, non di verità processuali accertate. Il bene dei bambini viene prima di tutto, ma non può diventare automaticamente la rottura della famiglia. Quando possibile, politica e istituzioni devono sostenere i legami familiari, non spezzarli per principio. E con questo anche per oggi è tutto. Dalla redazione del TG di Radio Libertà, in collaborazione con il sussidiario.tv, un saluto e appuntamento come sempre a domani. Buon inizio settimana, state con noi. Avete ascoltato il notiziario di Radio Libertà.